Benvenuti sul nostro canale. Oggi ci dedichiamo al nostro vigneto giovane, al nuovo impianto. Dobbiamo prenderci cura delle nostre barbatelle affinché possano crescere in modo perfetto e possano garantire un raccolto duraturo negli anni. Ecco, qui ci troviamo nell'impianto di Garganega che abbiamo piantato quest'anno a fine marzo più o meno, e adesso sono passati alcuni mesi, si sono sviluppate, chiaramente sono diventate più grandi, hanno buttato fuori più foglie, stanno crescendo i germogli e quindi adesso dobbiamo andarle a rendere belle dritte, belle verticali. Ecco, come vedete questa è la vite che si è sviluppata, ha questo portamento un po' a cadere. Intanto abbiamo la fortuna che abbiamo messo appunto i due fili di ferro che ci aiuteranno a contenerla in questo modo, ma andremo a legarle in modo tale da non rovinare poi il tralcio, che è molto importante per l'accrescimento della vite stessa. Ecco qua, come potete vedere, abbiamo già fatto un passaggio di legatura un mesetto fa. Infatti, come potete vedere, c'è il nastrino, perché chiaramente qua vanno legate man mano che accrescono. Per fare questo lavoro abbiamo una legatrice cosiddetta manuale a verde che serve appunto per andare a legare la vite al tutore o ai fili di ferro, e ha questo tipo di nastrini e delle graffe come quella della normale incambratrice. Ecco, stringendo il manico si avvicinano i due lembi e avviene il grafaggio in questo modo. Ecco, vi facciamo vedere adesso il funzionamento della macchinetta direttamente su una vite. Questa abbiamo visto che non è stata legata perché chiaramente la volta scorsa era troppo piccola, adesso si è cresciuta, quindi vi facciamo vedere come lavora direttamente. Ecco, questa tra l'altro l'abbiamo scelta perché è una vite che non ha molta vegetazione, per cui vedete meglio come lavora la legatrice. Ecco, adesso che l'abbiamo legata può crescere in modo verticale, e anche i germogli più apicali, essendo più in alto rispetto alla posizione precedente che magari tendevano ad avvicinarsi al suolo, dovrebbero rimanere più asciutti, perché con le piogge che ci sono state nelle scorse settimane, scorsi mesi, chiaramente ha fatto sviluppare funghi, peronospora, e in questo modo aiutiamo le viti appunto a crescere e a tenersi un po' meno umide. Ecco, questo per esempio è un sintomo di peronospora. In questo caso si è seccato perché noi abbiamo avuto un problema in questo vigneto appunto con le piogge di qualche mese fa, che hanno compromesso chiaramente la salute dell'apparato fogliare. Adesso in questo caso qua non puntiamo alla produzione dell'uva perché queste sono barbatelle giovani, però nei vigneti quelli in produzione bisogna stare molto attenti quando c'è la peronospora, perché bisogna sempre intervenire, perché se dopo dalle foglie si passa a una peronospora larvata, quindi se va ad attaccare l'uva, chiaramente si ha la perdita della produzione e della qualità, per cui è un grave problema. In questo caso il controllo della peronospora è importante perché ci consentirà di avere dei tralci più sani da tenere per l'anno prossimo e per gli anni futuri. Ecco, con questa vite ancora di più è evidente questo lavoro che andiamo a fare, quindi andremo a verticalizzarla e a chiudere i germogli. E in questo caso è molto importante perché vedete sta sbordando verso l'interno del filare, ed è un problema non solo per l'umidità, quindi per la peronospora, per gli attacchi fungini, ma anche perché se non andiamo a chiuderla, a non renderla verticale, creiamo poi dei problemi, perché col passaggio delle ruote del trattore o dei macchinari di servomeccanico chiaramente andremo sicuramente a compromettere la salute di questa vite, perché ci si prende contro, si rompono dei tralci e non è il massimo chiaramente. Ecco, anche qui andremo a legare un po' alla volta i tralci in modo tale da anche ordinarli leggermente. Dopo quest'inverno si farà una selezione di un tralcio solo, si terranno alcune gemme in modo tale dopo da sviluppare meglio la pianta. Ecco, in questo caso abbiamo sfruttato il tutore per renderla verticale, e poi nella parte più apicale abbiamo sfruttato anche la presenza del filo di banchina in modo tale da proprio renderla il più dritta possibile. Ecco, abbiamo finito il rotolo,
e adesso dobbiamo andare a sostituirlo. Tiriamo via la bobinetta che è rimasta di carta e andiamo a sostituirlo in questo modo. Dobbiamo prendere l'inizio e aprirlo senza che ci scappi via, bloccarlo in questo modo, aprire qui la plastica, farlo scorrere, darlo a fissare, chiudere e farlo passare in queste asole qua con un po' di pazienza. Eccolo lì, e torniamo operativi. Ecco, tra l'altro queste legatrici qua le usiamo anche nell'orto quando dobbiamo andare a rendere verticali i pomodori, legare i peperoni, perché sono molto pratiche, quindi le usiamo sia per ingambare le vigne piccole come queste, sia appunto nell'orto. È molto comoda questa perché ci permette di fare sia legature un po' più strette, come in questo caso così, oppure avendo una bella escursione si riescono anche a legare magari dei volumi un po' più grandi, quindi se c'è un po' più di vegetazione è abbastanza pratica come cosa. Si può trovare in ferramenta nei negozi adibiti a, diciamo, anche a hobbistica, per cui insomma secondo noi sono super comode. Ecco, come potete vedere adesso il lavoro è questo, quindi abbiamo reso più verticali quelle più grandi, quelle più piccole le abbiamo legate in modo tale che possano crescere. Questo è un lavoro che dovremo ripetere nelle prossime settimane, perché chiaramente ci saranno delle viti che adesso abbiamo legato, che nel frattempo si svilupperanno, come per esempio in questo caso questo tralcio tra qualche settimana sicuramente sarà più alto, per cui magari potremo andarlo a legare qui. Poi potremo scegliere, magari vediamo come si sviluppa la stagione, perché è tutto un po' in divenire. Noi abbiamo già preparato, quando abbiamo fatto l'impianto, abbiamo già preparato questo sistema di molle, di distanziatori. Se vediamo che tra un mese c'è tanta vigoria, tanta vegetazione, possiamo anche venire a fare il lavoro di chiusura di queste due parallele, in modo tale da rendere ancora più omogenea, insomma, la parete, più controllata la verticalità delle viti. Adesso passiamo anche col diserbo meccanico, perché avete visto c'è abbastanza pulito sotto la fila, però noi cerchiamo una volta ogni 10 giorni, una volta a settimana, di passare con l'Eco Row della Berti, in modo tale da tenere mossa la terra, tenerla abbastanza pulito il sottofila, perché chiaramente queste viti hanno bisogno di avere meno umidità possibile, quindi meno malerbe che crescono, essere meno soffocate dalle malerbe e in questo modo possano sprigionare al massimo la loro energia. Ecco, qua nelle vigne giovani non me la sento di correre tanto col macchinario, per cui il diserbo meccanico in questo caso forse lavora un pelino meno bene, e in alcuni punti si sviluppano queste malerbe che hanno una bella radice profonda, per cui è anche difficile andare a estirpare. Noi l'obiettivo di oggi è quello di andare comunque a rimuovere la maggior parte di queste malerbe, a rendergli la vita difficile, e poi eventualmente passeremo un po' a mano o con una zappetta a pulire un attimo quello che rimane, in modo tale da permettere di crescere appunto al meglio alle piccole barbatelle.
passaggio del disarmo meccanico con l'EcoRow andrebbe fatto prima che crescano le malerbe, in modo tale che lavori meglio con un terreno un po' più libero, perché sennò si ingolfa di erba gli organi che appunto muovono la terra, e quindi lavora un po' meno bene. Poi se queste radici sono più profonde chiaramente è anche più difficile stirparle. Quest'anno tra piogge e temperature un po' strane le erbe si sono sviluppate tantissimo, per cui abbiamo fatto effettivamente un po' fatica a gestirle, però insomma tutto sommato le condizioni non sono così malaccio. In situazioni invece di clima un po' più secco, di estate un po' più secche, con questo attrezzo è molto più semplice, perché chiaramente si riesce a passare a rovinare le radici e con le alte temperature si secca l'erba. Quest'anno è un po' meno efficace, però insomma dai, cerchiamo di difenderci come possiamo. Allora, grazie di essere stati con noi siamo arrivati alla fine del video e ci vediamo alla prossima puntata.